La manifestazione è entrata nella stazione ferroviaria di Messina. Manifestazione dei precari della scuola. Stiamo andando alla stazione marittima. No, cosa mi fa? Questo qua. Questi accanto a noi sono i nuovi treni Minuetto che collegano le stazioni della Sicilia. Sono stati acquistati dal Parlamento siciliano 40 treni. Sono delle locomotive, queste sono elettriche, ma ci sono anche quelle a nafta per i 900 km di ferrovie siciliane che ancora non sono elettrificate, sono collegati con questi minuetti che hanno l'alimentazione a nafta. Ci chiederemo se già tutti seduti davanti a un traghetto, forza!
Questi sono i traghetti dello Stato. Una volta qui erano impiegati 5.000 operai portuali. La flotta dello Stretto era la più numerosa compartimento ferroviario della Sicilia. Adesso le navi stanno andando tutte in demolizione perché le ferrovie si stanno liberando di questa flotta. Un altro uomo, vediamo un binario. Anche il compartimento è stato trasferito a Catania, le navi sono iscritte a Catania, questa è la Riace. Hanno distrutto il comparto ferroviario. Passano 2 punti, dai! No, io no. Lasci delle scarpe. Sì, non ne ho. Togliete i lasci. Io ho i buchi. No, Elba, dai. I precari della scuola stanno manifestando oggi contro i tagli del governo. Da tutta la Sicilia sono venuti qua oggi. Il traghetto sta andando via. Il marito di Grazia, sì?